Amici bellini, bentornati! Oggi la conferenza di Marianucci e contemporaneamente è uscito il nome nuovo, insieme ad altri nomi nuovi che erano usciti però sul Corriere, ma quando poi l'ha rimbalzato pure Di Marzio, a questo punto dobbiamo parlare, c'ho un'idea stramba. Cominciamo. Eccoci qua, diamo il benvenuto a Raffaele, come a tutti i nuovi iscritti, che siete parecchi, abbiamo sfondato 27.500, ma in realtà, guardate che gli spettatori di ritorno sono oltre i 30.000, quelli fedeli che guardano pur non essendo iscritti, poi ci sono spettatori unici, quindi il potenziale è importante. A vostro buon cuore, non vi costringo. Il like invece è di cortesia, è una cortesia mia personale. Allora, Marianucci ha parlato, calcese perfetto, però molto più spigliato e anche abbastanza sicuro di sé sotto certi punti di vista. C'è stata una risposta molto particolare verso la fine. Conferenza brevissima, risposte secche, domande così, insomma, però la affrontiamo e poi ci andiamo a trasferire sulla lavagnetta, perché i nomi di mercato in questo momento dobbiamo chiudere delle caselle. Comunque, Marianucci, raccontaci i primi momenti, insomma, di essere un giocatore del Napoli, grande gioia, e lui cita 3 giocatori che per lui sono importanti. Ovviamente ha citato Kevin De Bruyne, ha citato anche Rachmani e Buongiorno, quindi è un onore per lui giocare con questi giocatori. So che andrà benissimo, dice. In Italia c'è il 65% di stranieri, tu sei un giovane italiano, com'è più difficile emergere per voi? E lui dice: emergere è difficile a prescindere che tu sia italiano o straniero, e si ferma là, non è che deve elaborare più di tanto. Poi ci sono anche alcune domande che non mi sono proprio scritto, mi sono scritto direttamente la risposta, perché la domanda lasciava il tempo. È un sogno che si avvera. Spero di ritagliarmi spazio, ma già esserci è un onore. Qui la grandissima umiltà, che poi dopo prende una forma diversa. Io ricordo che chi disse così fu Caiuste, spero di ricordarmi bene, che disse: sì, ma il minutaggio alla fine a me interessa fino a un certo punto, sono già contento di essere qui. No, ti devi imporre, e infatti dopo arriverà, cioè devi crearla un po' di competizione interna così, però lui è sicuro, è consapevole di essere la quinta scelta in questo momento. Poi gli si chiede su D'Aversa, che lui ringrazia insomma per l'esordio in Serie A con Conte. Adesso sto assaporando il lavoro che sarà utile per il futuro. Poi lo si mette in mezzo a un gruppo di difensori giovani come Leoni, come Coppola. Io penso a me. Lui giustamente dice: a me è un cammino lungo. Giocare con l'Empoli quando già sapevi che eri un giocatore del Napoli, saresti stato un giocatore del Napoli. Sì, io pensavo onestamente alla salvezza della mia squadra, però l'emozione eccetera eccetera. Sei un ex centrocampista, io qua ostacolo per un giovane. Già, qual è l'ostacolo insomma per un giovane per poi imporsi in una squadra così? Lui dice: lo scalino più alto l'ho già fatto, cioè che era quello di arrivare a una squadra così importante. Poi si dice: sei anche un ex centrocampista, abbiamo parlato con ex tuoi allenatori, e lui dice: mi piace giocare la palla, ho fatto anche il mediano. E qua ricordiamo l'esperimento dal barbiere, dal parrucchiere, dall'estetista, dal massaggiatore, dal fisioterapista, dall'edicolante, dal venditore di prosciutto e caviale, cioè Schibi di Botti. Esperimento Ostigard, che quando gli disse vedi di rimanere, che lui voleva andare via, vedi di rimanere, magari troviamo anche un po' di spazio magari da mediano di rottura. E lui però dice: questa è una cosa abbastanza importante a livello tecnico-tattico, perché lui dice: a me piace giocare la palla, Conte me lo chiede, e quindi sotto questo punto di vista aggiungiamo un positivo per Marianucci, che avevamo visto avere numeri migliori in marcatura, mentre lui stesso dice che io devo migliorare in marcatura, quindi anche lui probabilmente vede in se stesso delle qualità in impostazione. Il compagno preferito finora, lui dice: io non è che ci ho giocato, abbiamo appena iniziato, finora sono stato messo accanto a Juan Jesus,
Poi li proverò tutti e ti dirò qual è il mio preferito. Cosa hanno visto in te? Il Napoli cosa ha visto in te? Hanno visto che non mollo mai, che non mi piace perdere, questa è la frase proprio classica contiana, e poi che ho doti in fase di impostazione. Siete in 5 i centrali. Qual è l'arma per poi andarti a prendere il posto così? L'arma è il duro lavoro quotidiano. Basta, non c'è bisogno di aggiungere altro. È stato il tuo compleanno, un sogno per il tuo compleanno? Che ti deve dire? Volevate il titolo, voglio vincere la Champions, voglio vincere la Scudetto. E lui dice, è stato uno dei compleanni più belli della mia vita perché stavo in mezzo a tutti questi, facevo le corse in mezzo a questi compagni da sogno. E poi vediamo gli obiettivi più grandi, senza darti nessun titolo. Non me lo dà il titolo, non lo dà neanche a me. Il titolo io me lo invento in un altro modo. Con quale spirito approcci questa avventura? Sicurezza in me stesso / umiltà. Quindi le due cose, che poi è sicuro di se stesso però con umiltà. In chi ti rivedi di più tra i vari difensori? Forse Amir Rrahmani, lui cita Rrahmani. E perché il numero 35? Lui dice chiaramente è stato un numero casuale. L'ho preso l'anno scorso, forse aveva portato bene a Baldanzi, allora me lo sono preso io e speriamo che porti ancora bene. Lavorare con Lukaku e Lucca ti aiuta poi a prepararti per affrontare gli altri avversari. E lui dà una bella domanda, dice lavorare con loro è un problema in meno la domenica, nel senso che poi non devo affrontare loro, chiunque poi dovrò affrontare, ma almeno non sono loro, quindi è un bel complimento che fa ai suoi compagni. A fine campionato sarai felice se gli obiettivi che ci siamo posti abbiamo raggiunti e non te li dice, e se farò un grande campionato. Proprio non vi dà soddisfazione. Mi piace sto ragazzo. Hai giocato nella Pro Sesto, abbiamo parlato con l'allenatore della Pro Sesto, ti ha descritto anche come un giocatore abbastanza sfrontato. Rifarei, lui dice, l'esperienza in Serie C. Sì, sono sicuro di me e questo non c'è problema. Dove pensi di dover migliorare? E lui dice la marcatura proprio sull'uomo, e quindi qui ci sarà il lavoro di Conte e dello staff in marcatura. Difendere in avanti, ti piace di più difendere in avanti avendo molto spazio dietro? Lui dice è più facile per tutti difendere in avanti perché se recuperi palla in avanti puoi creare subito l'occasione. C'ha una mentalità molto propositiva sotto questo punto di vista, e giocare a 4 a 3 sceglie il mister, ovviamente non dirà mai qual è la sua preferenza. Il Luca ragazzo, il Luca Marianucci ragazzo, un idolo, e qua lui proprio scompagina tutto perché dice non avevo nessun poster nella mia cameretta, avevo solo foto mie che giocavo, foto mie di una bella frase forte questa, non mi piace nessuno. Se ti dico qualcosa, mi è sempre piaciuto me stesso. Se ti devo dire un giocatore, ovviamente come quasi tutti dice Sergio Ramos. E questo è Marianucci, e io mai potevo pensare di mettere in un solo video, mettere insieme il nome di Marianucci e il nome di Sterling, oltre ad altri nomi, perché la frase esce. Ci spostiamo di qua perché dobbiamo aggiornare delle cose. La frase esce dal Corriere, e quando esce dal Corriere sembra quasi che sai poco. Allora, molti ho letto le reazioni, vabbè, il Corriere skip, nel senso che non si dà molto affidamento, veramente fanno nomi a volte a casaccio. Però quando lo ribadisce anche Di Marzio, tu dici forse qualcosina ci dovrebbe essere, se ci fidiamo di Marzio, perché Di Marzio dice al lavoro per un nuovo rilancio per Ndoye, lo svizzero rimane la priorità, ma gli azzurri tengono vivi più tavoli. In lista ci sono Sterling, Kubo, Grealish e la novità Laurienté. Ora, sono nomi molto diversi tra loro. Se Sterling può giocare in entrambe le fasce, Kubo invece uno che col mancino gioca a destra, è leggermente diverso. Grealish invece l'ho risposti a sinistra. Laurienté l'abbiamo visto più a sinistra, ma è di un livello molto inferiore a questi nomi qua. Insomma, io non lo so se tutto questo è vero e plausibile. Sappiamo che Grealish sta in costiera per le vacanze, che ha risposto un maybe a qualcuno che ha detto vieni a giocare nel Napoli. Va bene, sono tutti discorsi. Per quanto riguarda Sterling, io pensavo così a occhi chiusi che già avesse 34-35 anni, perché ha avuto una carriera lunga,
passando insomma dal Liverpool, dalle giovanili del Liverpool, poi dopo Manchester City, poi dopo il Chelsea, poi dopo l'Arsenal, adesso ritorna al Chelsea e non ha avuto una grande stagione. Farebbe parte di quelli che ci scommetti e poi deve riprendersi, deve recuperare. Però al di là del fatto che insomma parliamo penso di stipendi veramente altissimi, Sterling ha 30 anni, non ce li ha così. Però non lo so se è quello che il Napoli sta cercando. Ecco perché io a questo punto mi è venuta un'idea malsanissima. Ho letto, ho visto una storia di Fabrizio Romano che conferma che Isaac, o Isaac come volete, ha chiesto insomma al Newcastle di poter esplorare nuove opzioni in giro, e Romano Isaac subito non ne parliamo proprio, top player assoluto, che potrebbe giocare anche sull'esterno oltre a fare la punta. Però tu già hai preso Luccheri, avevo letto però dell'interessamento proprio del Liverpool anche per Isaac. Se il Liverpool decidesse di fare un'offerta per Isaac dopo che hanno preso anche Kitty, a quel punto io dico torna su Darwin Nunez e te lo giochi come punta, che però può fare anche l'esterno sinistro. Lo so, è un po' fantasiosa come cosa. Qualcuno sta riparlando di Garnacho, che a quanto pare insomma si sono abbassate sia le richieste del Manchester United. Bisogna capire se lui ha intenzione comunque di cambiare aria e di lasciare la Premier. Però qualcosa sicuramente va fatto in quella zona, perché lo abbiamo visto sul campetto, adesso lo possiamo riaprire. Qualcosa lì va fatta, e secondo me va fatto qualcosa in termini proprio di gol. Di questo ci stiamo divertendo nel gruppo Telegram, nel senso quanti gol possono fare questi X giocatori. E nel frattempo facciamo degli aggiornamenti. Il Napoli ha ufficializzato Foloruscio in prestito col diritto anche lui al Cagliari. Ngonga avevo letto di visite mediche per il Torino. Aspettiamo ancora l'ufficialità di Osimhen, che non è arrivata, ma non ci dovrebbero essere problemi. Shedira sempre in zona PAOK Salonicco. Non si parla più molto di Caiuste. Aspettiamo Simeone, si dice, il Pisa eccetera. Sono tutti giocatori che ci stanno offrendo questi prestiti che poi vediamo l'anno prossimo se ce li pigliamo. Vabbè, Lindstrom invece lo stiamo vedendo già allenarsi col Wolfsburg. A questo punto avevo letto di un Samuelino che va verso il Flamengo, quindi lo possiamo abbassare. Rifacciamo salire le quotazioni di Kubo, perché però per me non ha tanto senso, nel senso che lo cita Di Marzio e quindi lo mettiamo, però è nella zona, dovrebbe giocare nell'altra zona, non lo so, c'è già Neres, c'è già Politano, non lo so. Sale Grealish. Io prima di aggiungere Sterling onestamente aspetterei che qualcun altro, insomma, se si aggiungono anche Pedullà, Moretto e Fabrizio Romano a queste voci, ci ragioniamo e facciamo anche uno studio. Nel frattempo io direi di aspettare un attimo e apriamo la line-up. Ho aggiunto i nuovi giocatori con le nuove maglie. Devo aggiornare i portieri. La maglia del Napoli ancora non è uscita ufficialmente, la maglia dei portieri. Quello che sembra accadere in questo momento è che Anguissa e McTominay possono essere, non dico alternativi, se vuoi utilizzare De Bruyne ovviamente lo diventano, e quindi chiedere a McTominay, perché manca il giocatore di fisicità anche a centrocampo che possa fare quello che fa Anguissa quando Anguissa per esempio andrà in Coppa d'Africa. E a quel punto potresti chiedere un sacrificio a McTominay, che ce l'ha nelle sue corde quello di poterlo fare. Ricordiamo che è quello che corre di più in assoluto per noi. Questa ricerca spasmodica dell'esterno sinistro secondo me ci fa dimenticare le potenzialità di Lang, su cui io punto molto. Ora non ci dobbiamo fossilizzare sulla prima partita dove non è riuscito a segnare e ha causato il rigore. Ci andrei calmi, e è chiaro si è presentato un po' spavaldo, quindi si porta dietro una serie di critiche. Però Lang e Neres insieme, secondo me viene il mal di testa alle difese. Poi noi sappiamo che giocherà comunque Politano. Non c'è alcun dubbio. Però qualcosina secondo me si può fare ancora sul mercato. E voglio riprendere un discorso che sta facendo Paolo Del Genio da un paio di giorni, ed è un discorso un pochino forte, che all'inizio non avevo capito bene, poi mi sto rendendo conto, perché lui dice è bene ed è benissimo che il Napoli si sia mosso in tempo, abbia fatto in fretta i primi acquisti, così tu già c'hai un'ossatura di squadra che sta lavorando con Conte, e Conte si rende conto di qual è il modo migliore di metterli in campo e già lavorano e si affiatano, e questo è positivissimo ed è una novità che noi benvenutiamo con grande piacere. Però
L'idea di non occuparti tutti gli slot subito potrebbe non essere cattiva, perché potrebbero capitare delle occasioni adesso che arriva agosto oppure verso la fine del mercato, come per esempio capito con McTominay. È un rischio, cioè non deve essere un giocatore chiave secondo me della tua stagione, ma possono capitare delle occasioni e quindi non è detto che tu debba per forza accelerare per le ultime operazioni. Cioè Ndoye, se ti chiedono troppe cose, non andare in fondo come hai fatto con Lucca, perché poi si libera un Isak per esempio, e se tu non avessi speso magari i 35 di Lucca, potevi magari decidere di spendere una bella cosa di soldi su Nunez e magari fare di necessità virtù negli altri ruoli. Per esempio, sfruttando il fatto di avere ancora gli slot del Vivaio Napoli oppure qualche slot under 22, ti prendi magari una scommessa e la metti lì. La dico così, è una frase un po' forte. Noi che siamo sempre quelli, muoviti, compra, devi comprare subito, il Napoli deve aggredire il mercato. Sì, però ci sta un sì però che secondo me ha abbastanza senso in questo momento. Il diritto di riscatto di Foloruscio ci dicono in diretta che a 8 milioni, non è una grande cifra, ma quello è probabilmente il valore. E domani toccherà a Sam Boukema, che secondo me, ve lo anticipo, è un personaggio molto sorridente, molto solare. Vediamo in che lingua, perché un po' lo mastica, vediamo in che lingua si presenterà. Secondo me ci divertiremo con la conferenza di Boukema. Squadre interessate a Mazzocchi, pare che abbia rifiutato Cremonese e Pisa. Interessato anche il Sassuolo e forse, qua dicono, un club straniero, ma lo sai o non lo sai? Vabbè, non lo sappiamo. Insomma, questo è. Aspettiamo novità. Io direi però senza fretta, senza quella cosa, no, dobbiamo fare in fretta. No, secondo me possiamo prendercela con un attimo più di calma in questo momento. È interessante anche in proiezione fantacalcistica, per capire un pochino come allocare tutti i nostri crediti, perché molti vorranno i giocatori del Napoli, però bisogna capire, perché non ci sono sicurezze ancora sulle titolarità, dobbiamo studiare bene. Attenzione, in tempo reale mi è arrivata un'esclusiva e dobbiamo postarla 15 minuti fa. Esclusiva: Napoli contatti fitti e apertura del Chelsea per Sterling, lui la soluzione, se non gli altri nomi in ribasso. Ma in che senso esclusiva?